Benvenuti dalla redazione di Teleuropa Network a questa nuova edizione in diretta del TG, ma partiamo dai titoli. Sgominata dai carabinieri una fitta rete di spaccio fra Cosenza, Rende e Castrolibero, in manette 57 persone, ci sono anche 3 minorenni, decisivo il contributo delle mamme Coraggio. Con l'accusa di bancarotta fraudolenta, la procura di Paola ha emesso un'ordinanza di arresto per il sindaco di Maierà e per suo figlio. La regione punta alla rete ospedaliera fra restyling e nuove costruzioni. Oliverio attacca l'istituto del commissariamento, responsabilità gravi per le cose che non funzionano. L'ARPACAL promuove l'aria che respirano i cittadini di Cosenza e Rende, resi noti i dati di un lungo monitoraggio durato 5 anni. Il Cosenza illude passando subito in vantaggio, poi però il maggior tasso tecnico del Lecce fa la differenza e domenica c'è il derby col Crotone. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. La cronaca in apertura con un'operazione antidroga sgominata dai carabinieri, una fitta rete di spaccio fra Cosenza, Rende e Castrolibero. In manette sono finite 57 persone, fra cui 3 minorenni, decisivo anche il contributo delle cosiddette mamme Coraggio. Ci sono anche diversi minori tra i 56 coinvolti nell'operazione Alarico, condotta oggi dai carabinieri in provincia di Cosenza. In 21 sono finiti in carcere, 26 ai domiciliari e per altre 10 persone incensurate è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Smantellata una vasta rete di spacciatori che si occupava anche di smercio di eroina e cocaina, utilizzando proprio i minorenni che sono stati denunciati dalle stesse madri. I carabinieri si sono mossi a Cosenza, ma anche a Rende, Castrovillari, Castrolibero, Mendicino, Cerisano e Spezzano della Sila. È una indagine che conferma l'analisi che abbiamo già fatto in precedenza. La droga a Cosenza e nel suo hinterland non è soltanto un problema di repressione penale, è diventato un problema sociale che investe tutta la comunità. Giovanissimi spacciatori, spacciatori minorenni, consumatori di età bassissima, molti consumatori minorenni, madri esasperate che non reggono più la situazione e vengono a denunziare. Registrata anche un'attività di estorsione condotta da un minore coinvolto nell'indagine, in concorso con il padre. I militari, che hanno interrogato in 2 anni circa 400 assuntori di droga, hanno scoperto poi anche diversi casi di furto, rapina e ricettazione. Numerose le perquisizioni eseguite all'alba di oggi, nel corso delle quali sono state anche sequestrate delle armi e delle banconote false che venivano acquistate nel Cosentino ma anche a Napoli. Colpisce la spregiudicatezza con la quale si utilizzavano i minorenni, che arrivavano anche a derubare i propri genitori per pagare i debiti derivanti dal consumo di droga. Giovanissimi che figurano nelle ordinanze tanto nella veste di pusher, e in questo caso sono 3 minorenni, quanto purtroppo in quella di assuntori, e effettivamente delle madri, armandosi del coraggio che in questo caso è necessario, hanno deciso di entrare nelle nostre caserme per denunciare anche i loro figli, pur di sottrarli a questo mondo della malavita e soprattutto degli stupefacenti. Adesso le indagini proseguono per verificare se vi siano collegamenti tra la rete di spacciatori e la criminalità organizzata. Questa era l'operazione dei carabinieri, ma adesso ci spostiamo, parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza condotta dalla Procura di Paola, che ha emesso un'ordinanza di arresto per il sindaco di Maierà e per suo figlio, accusati di bancarotta fraudolenta. Forte propensione a delinquere, non hanno dubbi gli inquirenti, che parlano di concreto pericolo di reiterare il reato. Il blitz questa mattina: in manette è finito il sindaco di Maierà, comune dell'Alto Tirreno Cosentino, Giacomo De Marco, e il figlio Gino. L'operazione affari di famiglia, coordinata dalla Procura di Paola e condotta dalla Guardia di Finanza. Le indagini sugli appalti pubblici ha fatto emergere i reati di bancarotta fraudolenta per una società di costruzioni riconducibile
riconducibile al primo cittadino e di autoriciclaggio. Contestualmente sono stati sequestrati beni mobili e immobili, quote societarie. I reati contestati al sindaco riguardano anche la sua funzione di amministratore. Il sindaco è responsabile di fatti che riguardano l'aspetto imprenditoriale, non quello amministrativo. Non c'è nessuna contestazione con riferimento alla irregolarità o illiceità degli appalti. Quante somme sono state distratte? Guardi, siamo intorno al 1 milione di euro. Non ci sono state segnalazioni. Le anomalie riscontrate nel corso dei controlli dai finanzieri sui fallimenti delle società nel territorio hanno dato il via all'inchiesta. L'indagine è partita da un'analisi dei fallimenti. Società che falliscono lasciando rilevantissimi debiti, soprattutto con fornitori e con l'erario, e che non vengono pagati, quindi un danno per imprenditori e l'erario. In sostanza, gli indagati avrebbero distratto, occultato, sottratto denaro ai fornitori, ai lavoratori, all'erario e a Fincalabra, la società in-house della Regione Calabria. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, a cui ha preso parte anche il comandante della tenenza di Scalea della Guardia di Finanza, Federico Gragnoli, è stato spiegato come attraverso un contratto fittizio di ramo d'azienda tra la società fallita e un'altra società amministrata dal figlio del sindaco, ma di fatto gestita dal padre, si procedesse a svuotare la società fallita a danno dei creditori. Nell'ambito dell'operazione indagata anche una 72enne che avrebbe avuto il ruolo di prestanome. E da un sindaco, quello di Maierà, a quello sospeso di Riace, parliamo di Mimmo Lucano, perché si concluderà con tutta probabilità giovedì prossimo l'udienza preliminare del processo scaturito dall'inchiesta denominata Xenia in corso all'Ocri a carico di 30 indagati, fra cui appunto il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Lo ha stabilito il GUP, che ha fissato la ripresa dell'udienza e l'inizio della discussione per il prossimo 8 aprile. L'udienza proseguirà poi mercoledì e si dovrebbe concludere giovedì. Nel Dipartimento si è costituita parte civile tramite l'Avvocatura dello Stato anche il Ministero dell'Interno. Nel corso dell'udienza di oggi i difensori di Lucano hanno dapprima chiesto l'inutilizzabilità della consulenza presentata nei giorni scorsi dal pubblico ministero in relazione all'accertamento dell'ingiusto profitto conseguito, secondo l'accusa, nella gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei cosiddetti progetti SPRAR, CAS e MSNA e per l'affidamento dei servizi gestiti dal Comune di Riace. Il GUP invece ha rigettato la richiesta dei legali, ammettendo quindi la presentazione della consulenza tecnica presentata dalla pubblica accusa. Il giudice si è poi riservato di decidere sulle altre 2 eccezioni presentate proprio dai difensori del sindaco sospeso relative ad alcune intercettazioni e alle deposizioni di altri testimoni. La Regione punta alla rete ospedaliera tra restyling e nuove costruzioni. Il governatore Oliverio però attacca l'istituto del commissariamento alla sanità, dice responsabilità gravi per le cose che non funzionano. Un investimento complessivo di 700 milioni di euro per realizzare i nuovi ospedali che la Calabria attende da anni e ristrutturare quelli esistenti. Il governatore Oliverio e il delegato Pacienza Catanzaro hanno presentato i contenuti del nuovo accordo di programma integrativo straordinario per il settore degli investimenti sanitari approvato dalla Giunta nell'ultima riunione, riguardante gli obiettivi del patto per la Calabria, per i nuovi ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e per la ristrutturazione degli ospedali di Crotone e Lamezia Terme. Si sancisce con questo accordo di programma la disponibilità definitiva delle risorse per realizzare queste nuove strutture. A Reggio Calabria siamo già avanti con la progettazione, è stato dato già l'incarico di progettazione affidato per quanto riguarda il nuovo ospedale, a Catanzaro si sta procedendo. Su Cosenza però qualche problema ancora c'è. Cosenza è bloccato perché il comune di Cosenza, malgrado l'accordo di pervenire attraverso uno studio di fattibilità alla individuazione del sito, ancora non ha praticamente dato parere e quindi quello è bloccato. Sono 245 milioni di euro parte pubblica e
un cospicuo intervento di parte privata perché è in progetto quell'ospedale nelle previsioni. Ma ancora una volta Oliverio non ha perso occasione per puntare l'indice contro la gestione commissariale della sanità. Rea, a suo dire, di aver creato danni all'intero sistema sanitario calabrese. I problemi della sanità sono accumulati nel corso di anni e sono problemi molto seri. Qui c'è stata una gestione commissariale che si protrae, e quindi una gestione da parte del governo. Il commissariamento significa che Roma gestisce attraverso i suoi uomini direttamente qui. Questo espropriando il potere che è proprio della regione. Questa è una valutazione che non è solo mia, è anche della conferenza Stato-Regioni. E la Calabria rischia il taglio di servizi, pensate un po', per 1,3 miliardi di euro, lo rileva uno studio di Demoscopica con la prima inchiesta di Tablog, il format sul vissuto dei cittadini, ideato dall'istituto guidato da Raffaele Rio. Vediamo. Lo scorso 14 febbraio il Consiglio dei Ministri ha affrontato la delicata questione dell'autonomia regionale. 24 ore dopo la ministra Erika Stefani ha così commentato al Corriere della Sera: abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare, dobbiamo soltanto capire quello che realmente vogliamo fare. E già, perché una cosa è certa, le maggiori rivendicazioni provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna hanno prodotto una profonda spaccatura nel paese. Da una parte gli autonomisti accaniti, dall'altra parte i meridionalisti intransigenti. Ma procediamo con ordine. Che cos'è il regionalismo differenziato? L'articolo 116 della Costituzione stabilisce che le regioni, con i conti in ordine, possano richiedere maggiori competenze rispetto a quelle attualmente previste per le regioni a statuto ordinario. In questo quadro ovviamente non è ancora chiaro se il processo autonomistico favorisca le regioni più ricche del paese oppure penalizzi le regioni con maggiori difficoltà. Molto dipenderà dai criteri che verranno utilizzati. Ad esempio, se dovesse essere utilizzato nella prima fase, come sembra essere, il criterio del costo storico, cioè la spesa media pro capite utilizzata in una determinata regione per una determinata competenza in un determinato momento storico, allora questo dovrebbe essere a saldo zero, cioè con nessun aggravio per le casse dello Stato e per le altre regioni. Se al contrario invece dovesse essere utilizzato il costo medio nazionale, ossia quanto viene speso mediamente a livello nazionale, allora questo potrebbe comportare, secondo molti esperti, dei costi aggiuntivi. Ma proviamo a fare un esempio concreto. Ad oggi lo Stato spende nella Regione Veneto per il solo settore dell'istruzione circa 587 euro pro capite. La media nazionale è ben più alta, circa 890 euro per abitante. Ecco, se venisse utilizzato il criterio del costo storico, alla Regione andrebbero 587 euro. Sul versante opposto, se venisse utilizzato il criterio del costo medio nazionale, la Regione Veneto acquisirebbe risorse aggiuntive. Ma da dove attingere dalle risorse aggiuntive? Beh, sicuramente dal residuo fiscale. Che cos'è il residuo fiscale? Non è altro che la differenza tra ciò che ciascuno di noi versa allo Stato con le proprie tasse per mantenere l'organizzazione e la qualità organizzativa dello Stato e ciò che noi riceviamo in termini di servizi pubblici. Se il residuo fiscale è positivo, vuol dire che ciascuno di noi ha versato più di quello che in realtà ottiene. Se è negativo, si determina una situazione diametralmente opposta. Nell'ultimo decennio, e cioè dal 2007 al 2016, la Calabria ha avuto un andamento storico negativo per quanto riguarda i residui fiscali. Inoltre il sistema Calabria ha beneficiato di circa 155 miliardi di entrate che hanno generato ben 212 miliardi di spesa. Nonostante ciò non è riuscita a ridurre il divario con il nord, anzi lo ha peggiorato rispetto ai principali indicatori macroeconomici. Che cosa potrebbe accadere dunque se i residui fiscali dovessero contrarsi o addirittura azzerarsi? Beh, una cosa potrebbe essere certa e grave: la Calabria potrebbe essere costretta a ridurre la spesa pubblica di ben 1 miliardo e 300 milioni di euro, tagliando i settori vitali della nostra economia. Bene, questo era Tablog, adesso vediamo la nostra pagina politica.
Occhiuto annuncia di avere una proposta nuova per la Calabria e la vuole comunicare ai cittadini calabresi. Tradotto significa mi candido. Già pronta la Kermesse d'Esordio sabato prossimo a Lamezia e già il luogo scelto vuol dire molto. Città baricentrica che da sempre tiene a battesimi progetti politici con sguardo rivolto alla regione. Il sindaco di Cosenza non perde tempo, gioca d'anticipo e mostra di avere le idee chiare. È un passo in avanti rispetto alle lungaggini dei partiti, alle interminabili riunioni, incontri bi e trilaterali. Del resto il primo cittadino della città dei Bruzzi ha sempre agito così sin dal suo esordio in politica. Anche nell'ultima competizione che ha fruttato la sua rielezione ha scelto la strada del racconto diretto ai cittadini di ciò che aveva in progetto di fare la sua amministrazione. Si parte in anticipo mostrando idee chiare, una proposta insomma che ha una sua precisa identità che sta dentro al già fatto che Occhiuto mette in vetrina. Domanda: il confronto con i partiti? Ci sarà, certo che ci sarà. Il sindaco non ha alcuna intenzione di smarcarsi, anzi di allargare sempre più gli orizzonti e oltre i partiti della coalizione ci sarà grande spazio per le categorie sociali che rappresentano con le loro specificità la ricchezza della Calabria. Il 13 aprile si comincia, il cammino sarà lungo e complesso, ma Occhiuto ha detto di essere pronto e determinato. Torniamo alla cronaca con un incidente mortale nella strada a percorrenza veloce di Germaneto. Un uomo di 47 anni ha perso la vita mentre era a bordo della sua vettura. Per cause non ancora chiare ha sbandato ed è andato a finire in un canalone. Per lui non c'è stato nulla da fare mentre si cerca di ricostruire la dinamica esatta. Quella che vi mostriamo è l'auto su cui viaggiava Vincenzo Pupo, 47 anni, residente a Catanzaro, che ha perso la vita in un incidente mortale nella tarda mattinata di oggi in località Germaneto, nei pressi della città della regionale. La vettura sulla quale viaggiava, una Lancia Y di colore nero, per cause ancora in corso d'accertamento è finita fuori strada, andando a tranciare un palo dell'illuminazione pubblica e terminando la sua corsa in un canalone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. I vigili del fuoco hanno impiegato i propri mezzi per il recupero dell'auto e i carabinieri e polizia locale per i rilievi di rito. In queste immagini che vi proponiamo la vettura è già stata recuperata con all'interno il cadavere dell'uomo. Ed ora ci spostiamo a Catanzaro, dove la Corte dei Conti interviene sulla vicenda giudiziaria denominata Multopoli, che vede indagati i vertici della Polizia Municipale, agenti e amministratori pubblici per aver beneficiato dell'annullamento illecito di sanzioni per violazioni del Codice della Strada. I giudici contabili hanno assolto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il consigliere regionale Mimmo Tallini e l'ex consigliere comunale del capoluogo calabrese Carlo Nistico. C'è stata la materia del contendere anche per l'ex assessore comunale alla pubblica istruzione Stefania Lo Giudice. Condanne al pagamento in via solidale a titolo di dolo invece sono arrivate per il comandante della Polizia Municipale Antonio Giuseppe Salerno, Salvatore Tarantino, l'ex assessore al personale Massimo Lo Monaco e Luigi Sacco, Rocco Cristallo, Maria Teresa De Masi. La Corte dei Conti ha stabilito che l'attività di annullamento dei preavvisi non ha perseguito in alcun modo gli interessi pubblici, ma quelli dei singoli contravvenzionati e dei politici amministratori che di volta in volta intercedevano per i loro sodali. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Un meccanico abusivo è stato scoperto e denunciato dai carabinieri a Miglierina nel Reggino. I militari hanno sequestrato anche il locale sottostante l'abitazione che l'uomo utilizzava come officina meccanica e per l'attività di gommista, con all'interno macchinari e varie suppellettili. Al 56enne vengono contestati i reati di esercizio abusivo della professione, smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi e cambio abusivo di destinazione d'uso di immobile. Al meccanico abusivo è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Trasportava 27 suini senza alcuna documentazione che attestasse la provenienza degli stessi. L'uomo è stato multato dalla polizia stradale nel corso di alcuni controlli a Montalto Uffugo. Gli animali sono stati abbattuti.
8 lavoratori in nero sono stati scoperti in 3 aziende agricole della piana di Gioia Tauro. L'operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. I militari hanno tenuto sotto osservazione pedinato dei furgoni con a bordo extracomunitari diretti nelle campagne. Successivamente si è proceduto al controllo delle ditte proprietarie dei terreni. Una tonnellata di formaggi, 1000 forme e ricotte in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati in un caseificio di Ioppolo nel Vibonese dai carabinieri del NAS di Catanzaro e da personale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo. I formaggi in avanzato stato di deterioramento e muffa, denunciato il legale rappresentante dell'azienda. 6 messi sul mercato, i formaggi avrebbero fruttato 150.000 euro. Lasciamo la cronaca, parliamo dell'Arpacal che promuove l'aria che respirano i cittadini di Cosenza e rende resi noti i dati di un lungo monitoraggio durato quasi 5 anni. Una buona notizia per i cittadini di Cosenza e Rende. La qualità dell'aria è buona, lo certifica l'Agenzia regionale della Calabria, l'Arpacal. Il dato è contenuto nel report diffuso oggi che comprende un lasso di tempo di 4 anni. Le buone notizie arrivano dalle centraline posizionate a Rende in via Don Minzoni a Cosenza nella città dei ragazzi. I tecnici dell'Arpacal hanno elaborato i dati e giunto alla determinazione che l'aria che si respira nel perimetro urbano delle 2 città è complessivamente positiva. È la prima volta che si mettono insieme i risultati di un lungo monitoraggio, visto che le centraline hanno registrato i dati dal 2015 al 2018, un tempo sufficiente per una valutazione corretta. Bene ha fatto l'Arpacal a monitorare, perché i cittadini hanno il diritto di sapere la qualità dell'aria che respirano. Fare una corretta politica ambientale vuol dire anche lavorare su dati certi. Ecco, appunto. A Vibo adesso per parlare del Festival della Scienza. A Vibo Valencia, il Festival della Scienza, manifestazione organizzata dal Liceo Scientifico Berto e patrocinata dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dall'Unicala di Cosenza, dall'Università Tor Vergata di Roma e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È una nuova edizione con un respiro più ampio che coinvolge attivamente, oltre agli allievi del Berto di Vibo Valencia, moltissimi studenti provenienti non solo dalla Calabria. 3 giorni tra seminari e workshop dedicati ai molteplici aspetti del sapere scientifico, con esibizioni dirette degli studenti. Festival della Scienza vuol dire anche mettere a confronto i ragazzi. Sì, sicuramente significa questo, è il nostro punto di forza, perché abbiamo messo insieme tutte le scuole della Calabria, della città di Vibo Valencia, qualcuna anche dall'Italia. Quindi è un evento estremamente importante che mette a confronto studenti diversi e soprattutto quelle sinergie, le loro competenze, le loro conoscenze e una narrazione scientifica a più voci qui nel liceo scientifico di Vibo Valencia, e di questo siamo davvero orgogliosi. È il nostro punto forte l'aver messo insieme le scuole. C'è in effetti una grande partecipazione. Sì, una grandissima partecipazione. Già l'anno scorso abbiamo avuto 10.000 presenze e quest'anno contiamo di triplicare o quadruplicare il numero, perché è davvero un evento che merita, è un evento che comincia ad avere una risonanza nazionale. Non a caso quest'anno la sua veste è a carattere nazionale, perché gli sponsor che sono anche nazionali, le scuole che vengono qua provengono anche dalle Marche, da Roma, dalla Sicilia, quindi per noi veramente una veste nazionale questo evento. I ragazzi come hanno risposto? Vedo che c'è grande collaborazione ed entusiasmo. Sì, ma a noi è venuta l'idea, alla presidenza, però noi abbiamo dato l'idea ai ragazzi e loro hanno fatto tutto. I veri protagonisti di questo evento sono gli studenti, io li ho ringraziati e di loro sono davvero orgogliosa. Veramente, finisco con una parola, veramente siate orgogliosi di quello che avete fatto, di quello che state facendo. Parliamo di calcio adesso con il Cosenza che è tornato in città e subito si è rituffato sul lavoro e sulla preparazione del derby con il Crotone in programma domenica alle 21 al San Vito Marulla. Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo com'è andata ieri sera al Via del Mare. Regge solo un tempo il Cosenza al Via del Mare contro il Lecce. I rossoblù spaventano i salentini, al primo affondo vanno in gol con la rete del Redivivo Garritano. Poi la gioia degli oltre 500 tifosi giunti dalla Calabria si spegne 3 minuti più tardi con il pareggio lampo di Tabanelli che supera Pedina con un preciso rasoterra da fuori area. Ristabilita la parità, il Cosenza riparte, ma al 10° minuto Mungo non sfrutta appieno la doppia occasione.
Dall'altra parte l'ex di turno Lamantia ad impensierire la difesa rossoblù, ma Perin è attento sulla sua conclusione. Primo tempo che scivola via senza troppi sussulti e così si va a riposo con il risultato di parità. Nella ripresa la musica cambia e Cosenza è meno lucido rispetto all'avvio di gara e così la squadra di Liverani ne approfitta e al 15° è proprio Lamantia a portare in avanti i pugliesi. L'attaccante passa alle spalle di Dermacu, in corner e batte Perino. Una rete senza esultanza per i suoi trascorsi a Cosenza. Braglia prova a cambiare qualcosa ma passano solo 4 minuti ed è ancora Lamantia a firmare la doppietta personale spingendo in rete l'assist di Mancosu. Il Cosenza fa fatica a reagire e così si arriva al fischio finale con il risultato di 3-1. Il Lecce esulta per aver agguantato in testa la classifica il Brescia ed è a un passo dal doppio salto di categoria, mentre il Cosenza si rituffa nel lavoro perché domenica al Marulla c'è un derby importantissimo per la classifica e per il morale, quello contro il Crotone, che viaggia a vele spianate e servirà una prova di forza per interrompere il loro momento positivo. Ci siamo rilassati un po' troppo, come spesso ci succede nel secondo tempo, e trovandoci un po' troppo soddisfatti di quello che avevamo fatto, perché avevamo fatto bene, e poi abbiamo perso una partita che comunque il Lecce è molto forte, è una squadra forte. A me quello che mi fa pensare è che nessuno ha ammonito nel Cosenza. Una squadra come la nostra senza un'ammonizione mi lascia perplesso. Noi ci dobbiamo salvare, non è che andiamo a fare un party. Dobbiamo salvarci, dobbiamo essere determinati, cattivi nel difendere le proprie zone, se no è inutile che poi dopo ci lamentiamo. Poi perdi le partite, le perdi perché oltre alla forza del Lecce te commetti degli errori. È dall'anno scorso che noi facciamo queste partite col Cosenza, non sono mai state partite semplici, quindi lo sapevamo. È una squadra organizzata che sa stare bene in campo, che è tranquilla, quindi e segue un po' le orme dell'allenatore, quindi sapevamo che era una partita difficile, però devo dire che la squadra anche andando sotto è rimasta concentrata, serena, ha giocato a calcio con le sue certezze, non è andata in panico, quindi questo è grande segno di maturità dei ragazzi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La perturbazione atlantica giunta nel Mediterraneo apporterà nelle prossime ore un diffuso peggioramento del tempo. Domani inizialmente parzialmente nuvoloso, con deboli piogge sparse, poi nel corso della giornata nuovo peggioramento a partire da sud, con piogge anche abbondanti sui versanti orientali. Domani mari mosso il Tirreno, agitato lo Ionio con venti moderati da scirocco. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.